Benvenuto ad Andrea Crestani, direttore di Ambi Veneto. Allora, direttore, che momento è questo per la bonifica? Facciamo un quadro. Ecco, ricordiamo quanto sia importante per il Veneto innanzitutto il sistema dei consorzi di bonifica. Beh, il sistema di consorzi di bonifica è estremamente importante anche in questo momento particolare che stiamo vivendo di emergenza sanitaria. Stiamo mantenendo su tutto il territorio regionale squadre di pronto intervento perché dobbiamo mantenere i servizi essenziali, soprattutto alla filiera agricola, che è una delle filiere che è stata individuata come necessaria, come la distribuzione alimentare, per continuare a sostenere questo periodo. La filiera agroalimentare ha bisogno di derrate alimentari, di prodotto, il prodotto in campagna purtroppo in questo periodo ha bisogno di acqua, ha bisogno di risorsa idrica ed è un problema non indifferente perché ciclicamente si sta rilevando quello che è successo nel 2017, quindi non più tardi di 2 anni fa, che in questo periodo primaverile siamo già in una, possiamo dire, emergenza idrica. Lo scenario che dall'osservatorio delle autorità di distretto, l'osservatorio per le disponibilità idrica, gli scenari che vengono manifestati sono ancora di criticità bassa in questo periodo, in quanto abbiamo una situazione nivale che si sta depauperando, sciogliendo, gli invasi un po' più a valle, montani, stanno invasando e sono sopra la media stagionale, quindi abbiamo un buon accumulo di risorse. E i fiumi invece denotano già una scarsità di deflusso al limite del deflusso minimo vitale e poi abbiamo la siccità invece in campagna, quella che si manifesta per effetto della mancanza di piogge. Perché? Perché la stagione irrigua non è ancora iniziata, inizierà il 1° di aprile, quindi oggi siamo solamente in fase di apertura, abbiamo iniziato con il consorzio LEB, il canale che parte da Verona e arriva dall'Adige fino al Bacchiglione attraversando 3 province, è iniziato la stagione irrigua, quindi il prelievo di acqua il 15 di marzo, ma la stagione irrigua non è ancora iniziata. Nel momento che inizierà la stagione irrigua, avendo le campagne che chiedono acqua per i trapianti, per le semine, per iniziare la stagione di produzione, il rischio è che non abbiamo i fiumi oggi sufficientemente pieni da garantire le derivazioni e le risorse invasate montane in accumulo e la neve non sufficienti per tutta la stagione. Ecco, quindi questo è un problema di scenario che facilmente passerà da criticità bassa a una criticità media, se non maggiore. Questo pone anche, direttore, un altro problema che è il problema degli investimenti. Gli investimenti per migliorare la capacità irrigua. E poi ricordiamo che i consorzi di bonifica svolgono anche una funzione di salvaguardia, ce ne siamo accorti tutti in occasione delle varie alluvioni che hanno funestato la nostra regione. Gli investimenti sono essenziali, è l'unica risposta che il sistema consortile può dare e può essere una risposta definitiva al cambiamento climatico e quindi ad assistere le aziende agricole in questo percorso. Quali investimenti? Sono le riconversioni di tutti gli impianti di distribuzione che abbiamo nel territorio per trasportare l'acqua. Ricordo che noi utilizziamo circa 15.000 km di canali per distribuire l'acqua irrigua su 600.000 ettari di superficie nel nostro territorio. Questa situazione ha bisogno di essere ammodernata perché dobbiamo ridurre la distribuzione dell'acqua, risparmiarla per lasciare più acqua possibile dentro i fiumi, perché giustamente l'ecosistema deve essere salvaguardato. E questo vuol dire efficientamento e ammodernamento delle reti irrigue. Il Veneto, primo fra le regioni, i consorzi di bonifica del Veneto, primi in Italia l'anno scorso con i bandi nazionali del piano di sviluppo rurale nazionale, con i piano invasi e con il fondo di sviluppo e coesione, sono riusciti a attrarre investimenti per 150 milioni di euro nel territorio del Veneto. Questo vuol dire che nei prossimi 2 o 3 anni andranno a regime migliaia di ettari trasformati in
sistemi dove l'acqua verrà distribuita in pressione all'azienda agricola, quindi non più distribuita attraverso i canali o canalette artificiali in cemento, ma tubati sotterranei e in pressione, quindi con una estrema riduzione sia di energia che anche di quantità di acqua utilizzata. Però questo deve essere ciclico e pluriennale in termini di investimento. Ecco che il piano strategico nazionale che l'ANBI sta presentando al governo, pur in questa fase di grande difficoltà, è quello di dare continuità attraverso magari fondi europei, attraverso comunque gli investimenti che arrivano dalla comunità europea sotto i vari tipi di forme, per continuare gli investimenti, perché è un percorso obbligato, quello di riconvertire tutti i sistemi irrigui e affiancare quello che è l'ammodernamento che già i piani di sviluppo rurale fanno per le imprese agricole, perché sennò sarebbe veramente buttare via i soldi, fare degli investimenti aziendali per migliorare, comprare nuove attrezzature in azienda e avere poi la rete che distribuisce l'acqua non all'altezza e non efficiente. È un legame tra gli investimenti dei consorzi e gli investimenti aziendali che vanno tutti verso un miglioramento e l'efficientamento del sistema irriguo. Ecco che i consorzi di bonifica, se da una parte sono ormai enti riconosciuti per la difesa del territorio da un punto di vista idrogeologico, dalla parte dell'irrigazione sono gli enti unici che stanno facendo questi grandi investimenti per trasformare il nostro territorio. Grazie ad Andrea Crestani, direttore di ANBI Veneto. Allora io direi che prendiamo un impegno con i nostri amici che ci seguono da casa, direttore, di risentirci la prima settimana di aprile, quando inizieranno le irrigazioni, per capire come è evoluta la situazione. Grazie direttore. Grazie a voi e buona giornata.